Sabato 10 presentarono nello Centro Sperimentale di Cinematografia di Palermo il cartone animato Le Vespe Siciliane, realizzato dalla Graphimated Cartoon di Palermo. Ideazioni, animazioni, musica, montaggio, eccetera. Lo cartone è un prodotto tutto siciliano e vuole fare conoscere la storia della ribellione contro i francesi e rivalutare l'immagine del popolo siciliano. Vedo che sei pronta per la cerimonia, figlia mia. Sono felice, padre. Ruggero sarà un marito meraviglioso. Isabella, amore mio. Finalmente domani mi sposo, Imelda. Sono felice per te, Isabella. Ma nessuno dovrà sapere del matrimonio. Il governatore ha emanato lo ius prime noctis. Smettila di frignare! Ho solo fatto rispettare una legge. La mia! Questa situazione non può continuare. Stavolta la Procida deve pagare. Altri nobili sono favorevoli ad organizzare una rivolta. Volete continuare ad essere trattati così? Da gente che ruba, c'ha fama e molesta le nostre dame. È ora di finirla. E noi abbiamo un piano. Secondo l'UTG5 dello passato 19 di marzo, sempre più persone vedono i telegiornali in lingua regionale. Ne parlò pure la rivista Vanity Fair dello 7 di marzo. Purtroppo si usa sempre il termine dialetto, magari per chi che secondo la Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie sono vere e proprie lingue e per chi vanno tutelate, come avesse essere per la lingua siciliana. Si rivolge a tutti i siciliani nel mondo. Benedica a tutti. Il 24 di giugno del 1981 ci fu la prima apparizione e lui torna appresso da bella signora ci parlò per la prima volta. Iddi erano 6 picciottette di un paesello sperduto di la ex Jugoslavia. Maria, Ivan e Visca di Tanno continuano ad avere apparizioni della Vergine ogni giorno. Miriam, Ivanka e Jacob riceverono già tutte decidi segreti e oramai videro la Madonna solo in certe occasioni speciali. Lo fenomeno dei Meggiugori sabato 20 arrivò a Palermo con la presenza della veggente Maria Pavlovic Lunetti. 30.000 cristiani inchero lo stadio Barbera per ascoltare la sua testimonianza, per recitare il rosario e partecipare alla Santa Missa. Si vivero momenti di grandi emozioni quando Maria interrompì di corpo la preghiera perché ci apparse la Madonna. Tutte le prove scientifiche fatte sopra le veggenti dicono che esse non imbrogliano, ma non possono dire che realmente ci appare. La Chiesa Cattolica non può pronunciare sino a che il fenomeno non finisce. Talmente ci permette il pellegrinaggio a Medjugorje che diventa un luogo di numerose conversioni. Gli 10 segreti si riferiscono quasi tutti a eventi negativi come terremoti eccetera e secondo lo volere della Madonna 10 giorni prima che succedono Miriam l'aveva a rivelare a un parrino e insieme l'hanno a priare e diunare per 7 giorni. Lo parrino 3 giorni prima che succede l'evento l'aveva a comunicare a tutto il mondo. Solo lo tempo ne può dire se Medjugorje è per davvero opera divina. Passarono 20 anni del 23 di maio del 1992 quando le bombe delle mafiose fecero saltare in dall'aria le macchine dello giudice Giovanni Falcone e della sua scorta. Lo mercoledì 23 si ricordava la strage di Capaci. Un migliaia agli studenti siciliani che di primo mattino si ero all'aeroporto di Palermo per aspettare l'arrivo delle 2 navi della legalità con chiossai dei 3.000 studenti di tutta Italia che gincherono insieme alle colleghe siciliane l'aula bunker di Lucciardone. Il presidente napolitano le esortava a dare, dopo il periodo degli studi, il suo contributo per rinnovare la politica e la società. La moglie di Paolo Borsellino, per mezzo di suo figlio Manfredi, ci fece avere una soliccia, un'altra cosa a domanda di conoscere i veri motivi della morte di suo marito. Di dopo pranzo 2 cortei arrivarono all'arbolo Falcone di via Notarbartolo e come tradizione alle 5:58 ore di lasciaggi si suonava lo silenzio. Di sera allo stadio Barbera la partita tra cantanti e magistrati. Tra tante altre manifestazioni che si tennero in diverse città, ne piace ricordare il memorial sportivo Giovanni Paolo e gli agenti di scorta che si tenne allo stadio di Capaci al lato dell'autostrada dove succedeva la strage. Il 23 di giugno del 2011 iniziò il numero 0 di Stupor Mundi di Tanno, sino a oggi puntualmente ogni venerdì le siciliani possono ascoltare alcune delle notizie più importanti della settimana in lingua siciliana.
Stupor Mundi nasceva in accordo con l'intenti che aveva il trattato europeo European Charter for Regional or Minority Languages, che raccomanda la promozione delle lingue regionali per mezzo di l'uso insegnamento in tali scuole, l'uso uso in tale vita pubblica e in tali mezzi di informazione. Lo nostro TG suscitava un profondo interesse in Sicilia, ma magari in tutta l'Italia. Assai giornali e televisioni italiane parlarono dello successo delle TG in lingua regionale e di Stupor Mundi in particolare. Lo giudizio che di Stupor Mundi dette in una intervista a Radio lo collega Nino Materi di Il Giornale ne feci particolarmente piacere. Mi sembra che ancora qualitativamente i telegiornali in dialetto, che pure rispondono a un'idea originale, non offrano ancora le garanzie di qualità tanto da potersi accreditare in un'ottica giornalistica. Devo dire che forse quello siciliano mi è sembrato il più fatto bene, ecco. Gli altri Stupor Mundi. Sì, Stupor Mundi devo dire che hanno un'attenzione, ho l'impressione che Stupor Mundi sia anche un po' pensato in dialetto, oltre che, recitato in dialetto. La chiave di lettura credo sia proprio questa, non pensarlo in italiano e recitarlo in dialetto, ma pensarlo proprio, deve nascere secondo me nella testa in dialetto. Questo è tutto questa settimana. Ci vediamo il prossimo venerdì. Salutiamo.